da essere maschio ed evidenzia il problema del necessario cambiamento dei comportamenti maschili. La violenza contro le donne viene vista non riducibile quindi ad una questione femminile, ma forse soprattutto una questione maschile, ed esige una presa di coscienza e un cambiamento profondo dell'uomo. Interessante anche il valore attribuito nel video alla relazione, la consapevolezza dell'importanza della relazione tra donne per affermare la loro libertà, della relazione tra gli uomini perché possano ritrovare se stessi fuori dal ruolo imposto. Allora, forse ci mettiamo qua giù. Mentre arriva il premio, tanto grazie perché è stato veramente emozionante. E io mi permetto di dire una cosa, ricordando le troppe donne, le troppe ragazze che sono morte, la nostra Carmela Petrucci. Ricordatevi che il vostro libro si chiama Amiche, che la rete di relazioni è importante. Non lasciate mai da sole le vostre amiche, i vostri amici, cercate di stare vicino perché certe volte non si riesce più a comprendere cosa è bene e cosa è male. Allora l'amicizia, quella vera, diventa fondamentale perché è nella solitudine poi che il cerchio della violenza comincia a diventare sempre più stringente fino ad arrivare alla morte. Allora portatevi dentro questo bel lavoro che avete fatto, complimenti. Grazie veramente. Io vorrei fare un ringraziamento speciale a tutti perché purtroppo non sono presenti gli altri alunni, ma devo dire che l'IUT è partito proprio da loro, attraverso confronti, dialoghi, letture e siamo arrivati a questo, era un bel lavoro veramente, grazie alla collega che poi ha assemblato un po' tutto ed è stato un momento di crescita e di formazione e poi veramente ha migliorato penso lo spirito relazionale in classe con un atteggiamento collaborativo e positivo sicuramente. Grazie per l'opportunità che ci avete offerto, grazie veramente. Grazie, aspetta, ti facciamo una